Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il Sussidiario.tv. È venerdì 12 giugno 2026. Trump piega l'Iran. Intesa vicina, Hormuz si riapre e la diplomazia della forza detta le regole. Meloni vola al G7. L'Italia siede al tavolo dei grandi senza sudditanze. Il ponte sullo stretto va avanti. Morelli risponde alle polemiche, l'opera è dell'Italia. Vannacci nel mirino. Meloni rompe il silenzio su chi vota con la sinistra. Calderoli sull'autonomia. Responsabilità, servizi e fatti contro la propaganda del no. E Trump taglia i fondi al woke. Via $4 milioni all'ideologia progressista. Tutto questo e molto altro nel nostro giornale. Restate con noi. Trump piega l'Iran. USA Teheran, intesa vicina. Donald Trump annuncia l'intesa con l'Iran, ferma i raid e rivendica il risultato. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. La firma potrebbe arrivare in Europa, con il vicepresidente J.D. Vance a rappresentare Washington. Il punto è chiarissimo. Trump non arriva al negoziato con il cappello in mano. Prima mette pressione, tiene aperta l'opzione militare, mantiene il blocco su Hormuz. Poi, quando Teheran accetta il tavolo, sospende gli attacchi. Altro che diplomazia delle prediche. Qui siamo alla diplomazia della forza. La riapertura di Hormuz pesa su energia, rotte commerciali e stabilità globale. La pace non nasce dai comunicati dei burocrati, ma da rapporti di forza chiari. Trump tratta, sì, ma tratta dopo aver mostrato i muscoli. Meloni va da Trump. G7, l'Italia non è gregaria. Giorgia Meloni prepara il G7 con una linea netta. L'Italia resta salda con Kiev, mantiene la pressione su Mosca, ma chiede che l'Europa lavori a una vera stagione negoziale. La Premier lo dice chiaramente. Serve coordinamento con Washington, non una delega in bianco. Al G7 il confronto con Trump sarà decisivo su Iran, Ucraina, Hormuz, energia e rotte commerciali. L'Italia non vuole un'Europa che subisce gli eventi, né sequestrata dai funzionari di Bruxelles. Vuole un'Europa capace di parlare e difendere i propri interessi. Sicurezza, approvvigionamenti, imprese e famiglie sono interesse nazionale. Ed è su questo terreno che Meloni porta l'Italia al tavolo dei grandi, senza complessi e senza sudditanze. Il ponte va avanti. Morelli è opera per l'Italia, le indagini facciano il loro corso, nessuno chiede sconti. Ma un'inchiesta non può bloccare l'opera del secolo. Alessandro Morelli difende il ponte sullo stretto dopo la nuova offensiva politica e mediatica. Dice una cosa semplice: le opere sono neutre. Il ponte non è necessario a Morelli o a Salvini, ma all'Italia. Collegare Sicilia e Calabria, rafforzare il sud, chiudere una frattura infrastrutturale storica. La sinistra del no è ripartita al minuto -1, ma il paese reale non vive di sospetti preventivi. Vive di cantieri, lavoro, collegamenti, sviluppo. Vannacci, sei destra o sinistra? Meloni sfida il generale. Non basta proclamarsi vera destra in televisione. In Parlamento contano i voti. E se un gruppo eletto nel centrodestra vota contro la fiducia insieme a Schlein, Conte e Renzi, la contraddizione è difficile da nascondere. Meloni rompe il silenzio sul futuro nazionale. Votare contro la fiducia significa votare per mandare a casa il governo. Punto. Una destra che aiuta la sinistra a indebolire un governo di centrodestra non può intestarsi la rappresentanza della destra. Il resto è teatro da salotto. Nel mondo reale, le parole pesano meno dei voti. E i voti dicono una cosa semplice. Chi fa il gioco della sinistra deve avere il coraggio di ammetterlo. Calderoli sfida i no. Autonomia, i fatti e la resistenza.
Roberto Calderoli riporta l'autonomia dentro la realtà dei servizi. Il ministro lo dice alle audizioni alla Camera. A parità di risorse c'è chi fa di più e chi non dà garanzie ai cittadini. Non privilegio, ma responsabilità. Non spacca Italia, ma efficienza. Calderoli attacca l'ostruzionismo sui LEP. Prima li invocano come condizione indispensabile, poi presentano emendamenti che rallentano il percorso. È il solito gioco: chiedere garanzie e poi bloccare gli strumenti per costruirle. La Lega mette sul tavolo territori, sussidiarietà e capacità amministrativa. La domanda vera è perché il cittadino debba pagare allo stesso modo per ricevere servizi peggiori. Trump taglia il woke. Stop fondi ai progressisti. Dopo il Trump negoziatore, il Trump che governa. L'amministrazione taglia 43 partnership del Dipartimento dell'Interno con gruppi non allineati alla missione del governo. Via oltre 4 milioni di dollari destinati a DEI, ambientalismo ideologico e servizi per immigrati illegali. Il messaggio è semplice: lo Stato non finanzia apparati che lavorano contro sicurezza, energia e interesse dei cittadini. Per anni la sinistra ha trasformato i soldi pubblici in carburante per l'ideologia. Quote, burocrazie identitarie, ambientalismo punitivo. Trump fa l'opposto. Controlla, taglia, riallinea le risorse alle priorità votate dagli americani. Quando il potere progressista vive di fondi e sigle, la vera rivoluzione è chiudere il rubinetto. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Trump, forza e diplomazia. Gli Stati Uniti piegano Teheran. La parola chiave è deterrenza. Trump alza la pressione sull'Iran, lascia aperta l'opzione militare, mostra che Hormuz non può essere il giocattolo dei Pasdaran. Poi arriva l'intesa: libera circolazione a Hormuz, possibile scongelamento dei fondi iraniani, rinvio di nucleare e sanzioni a una fase successiva. La diplomazia funziona quando dietro ha la forza. Se l'Iran avesse scelto l'escalation, avrebbe colpito infrastrutture energetiche e rotte commerciali. Benzina, gas, bollette, inflazione. Non è una guerra lontana. Trump non arretra, costringe Teheran a misurarsi con la realtà. Prima si difendono gli interessi, poi si firma. Toghe e cantieri. Il ponte non si ferma. Sul ponte la linea è una sola. Garantismo pieno sulle indagini, ma nessun processo politico all'opera. Un avviso di garanzia non può bloccare il più grande progetto infrastrutturale italiano. Appena compare un'inchiesta, la sinistra chiede di fermare tutto. PD, 5 Stelle e Sinistra Verde non vincono sul piano politico? Sperano nel blocco giudiziario. Ma l'Italia non può ragionare così. Il ponte è continuità territoriale, sud competitivo, lavoro, futuro. La posizione del centrodestra è chiara. I magistrati facciano il loro corso, ma il lavoro deve procedere. Un paese serio costruisce. Non si ferma al primo titolo di giornale. Finisce qui anche l'ultimo appuntamento di questa settimana con il TG di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il sussidiario.tv. A noi non resta che ringraziarvi per averci seguito, augurarvi un buon weekend e ricordarvi che l'appuntamento con la nostra informazione tornerà puntuale il prossimo lunedì. A presto! Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.